Allora, vediamo se StreamYard ci dà la diretta, direi di sì e quindi bentornati su Parresia. Allora, andiamo avanti a questo punto con la nostra serie sui generali di Stato Maggiore del Littorio. Abbiamo iniziato con Badoglio, abbiamo proseguito con Graziani, siamo arrivati fino a Loatta e oggi andiamo con Ugo Cavallero. Ovviamente inutile dire che diciamo che ci si è basato forse un canale, si è comprato pure le case. Il nostro amico Giovanni Cecini, ospite stasera di Cavallero, direi che ne sa alquanto e quindi io ti ringrazio Giovanni per essere di nuovo qua, per proseguire questa serie. Ciao e bentornato. È un piacere, è un piacere, è un piacere. Sappi che io sono anche corteggiato da altri canali, quindi vengo solo da te, quindi sappilo che, ecco, che solo da te vengo a parlare di queste cose. Vabbè, allora, beh, io ti ringrazio molto anche perché, come dire, insomma, ci lega un certo rapporto anche di amicizia, Certo, certo, anche dal punto di vista, oltre che amicale, professionale. Quindi, certo. insomma, da questo punto, quindi qui diciamo che io ti ringrazio per più che altro la fiducia che riponi nelle mie piccole capacità Modesto, mediatiche. falso modesto. No, allora dunque, prima di iniziare diciamo questa lezione, parlavamo fuori live in realtà ieri al telefono di un aspetto molto interessante che riguarda un po' tutti questi generali che abbiamo trattato e che andremo anche a Sì, trattare sì, successivamente, cioè in parte il fatto che loro diciamo si volevano fare le scarpe, sono un po' parenti serpenti, no, cioè con sempre il coltello in mezzo ai denti, pronti ad accoltellarsi. Per cosa? Per avere, diciamo, il primato di importanza verso il capo supremo. sì. Dall'altra parte, però, quest'ultimo gioca un po' come un pokerista da questo punto di vista, con questa filosofia. Ecco, magari se prima di iniziare ci illustri un po' Sì. questi due aspetti, poi andiamo a bomba spediti sul personaggio che tratteremo oggi. Prego, Giovanni. Sì, questo intanto saluto tutti quelli che, sono già in ascolto e coloro che poi ci vedranno in differita. Il discorso che tu hai anticipato è particolarmente, significativo per capire non solo in realtà il mondo militare, ma il mondo il fascismo nella sua completezza. Il regime che dura circa 20 anni e che ha ovviamente una sua evoluzione in senso politico, in senso sociale, in senso anche militare. E le biografie dei vari personaggi, che possono essere quelli civili o quelle militari, io mi sono occupato di entrambi gli aspetti, quindi sono riuscito anche a capire come è un elemento sistemico, non è soltanto specifico dell'ambiente militare. Nell'ambiente militare attecchisce in maniera preponderante, ma non è esclusivo di questo ambiente. Come il dittatore per durare, perché questo poi è un elemento importante, perché come sappiamo il programma politico del fascismo che si va mutando, no? Perché diciamo, nasce movimento, diventa partito e poi alla fine diventa regime, quindi ha una sua mutazione genetica, potremmo dire, tanto che mette in soffitta molti dei programmi, degli ideali, dei propositi che si era prefissato per dire nel 19, no? E in parte torneranno solo in parte nell'esperienza della Repubblica Sociale. Quindi Mussolini capisce perfettamente che per avere in pugno la situazione deve avere un minimo di delega verso persone di cui lui si può fidare, o quantomeno si può fidare nel senso che c'è uno scambio, no? C'è un do ut des. Egli attribuisce un potere più o meno importante in un settore, quindi per quanto riguarda le forze armate, ciascuna forza armata, anche con ruoli diversi, perché lo abbiamo visto anche parlando degli altri generali. Un generale non è solo capo di Stato Maggiore della Forza Armata, è anche sottosegretario del Ministero, quindi assomma insieme due ruoli diversi, quello politico e quello tecnico. E perché Mussolini fa questo? Perché ha l'obiettivo di creare dei centri di potere che possono essere funzionali
ad autocontrollare gli altri, ma sempre sotto il suo stretto controllo. Ecco perché, per esempio, appunto, egli per tanti anni mantiene la titolarità di un numero impressionante di ministeri. Lui per tanti anni non solo è il capo del governo, il duce del fascismo, ma è anche ministro degli esteri, ministro degli interni, ministro di guerra, marina e aeronautica, ministro di altre cose. Quindi ecco come l'elemento fondamentale per lui è quello di scegliere personalmente le persone a cui delega del potere, anche contro qualsiasi tipo di logica meritocratica. Sappiamo che ovviamente nelle dittature la meritocrazia è una cosa poco rispondente, poco efficace, ma questo anche all'interno di una realtà come quella militare in cui sappiamo che nella scala gerarchica esistono dei gradi, quindi è ovvio che un colonnello non potrà o è difficile che possa andare a comandare un generale. Poi succederà anche questo, lo abbiamo visto nei vari incarichi, lo vedremo con Cavallero in particolar modo. Cavallero che come generale di brigata, quindi il grado più basso della categoria dei generali, sarà il sottosegretario al ministro della guerra, quindi politicamente è secondo solo a Mussolini e ci troverà nella condizione in cui il capo di Stato Maggiore, capo di Stato Maggiore generale, ossia Badoglio, che è maresciallo d'Italia, quindi ha il massimo ruolo tecnico, ecco, chi è più importante dei due a livello di obbedienza? Tecnicamente è il sottosegretario perché ha un ruolo politico, ma quello è solo un generale di brigata, mentre Badoglio è un maresciallo d'Italia. Quindi capiamo bene come Mussolini non è che fa a caso un tipo di scelta del genere, lo fa appositamente perché le forze armate sono sì fedeli a lui, ma sono sempre fedeli anche al re. E questa, la cosiddetta diarchia, crea un problema e quindi l'unico modo per cercare di tenere le briglie più possibile strette nelle sue mani è quello di frazionare i poteri, ma allo stesso tempo creare astio, creare competizione, creare delle sacche di invidia che solo lui può risolvere. In c'è una metafora molto efficace, soprattutto per la politica estera, no? Mussolini appicca gli incendi sperando di essere chiamato come pompiere. Ecco, questa è la sintesi perfetta di come egli gestisce gli incarichi e gestisce appunto la struttura amministrativa, logistica sotto di lui. Va bene, allora a questo punto direi di iniziare, tra parentesi, la questione del maresciallato, per quanto riguarda Cavallero è una vicenda anche molto simpatica da un certo punto di vista che vedremo, Sì. tra poco. Io intanto, diciamo, butto, diciamo delle pulci nell'orecchio e quindi a questo punto iniziamo con, la nascita, insomma, Sì, del nostro, Cavallero. sì. Prego Giovanni. Cavallero è piemontese, appunto nasce il 20 settembre del 1880 a Casale Monferrato, nello stesso Monferrato, patria, di Badoglio. Questo è un elemento importante nel frequente incontro-scontro, dei due ufficiali, e questo ci rappresenta anche molto dell'elemento diciamo della provincia piemontese. Il Piemonte ovviamente per motivi storici, motivi geografici è la regione più legata ai Savoia, ovviamente con Torino, capitale storica dei vari possedimenti di Casa Savoia, almeno dopo che entrano in Italia rispetto al territorio omonimo al di là delle Alpi. E questo elemento del suo essere piemontese lo porta anche ad un certo pragmatismo, questo diciamo magari è un elemento che ai piemontesi poco piace, nel senso di accennare a queste loro caratteristiche di grande pragmatismo e anche di saper valutare le opportunità, e questo sicuramente era un elemento caratterizzante di Cavallero per tutta la sua carriera. Possiamo andare avanti. E la sua formazione, in realtà appunto,
lui inizia infanteria. Questo è un elemento che apparentemente è diverso rispetto agli altri capi di Stato Maggiore o comunque agli altri generali di una certa levatura provenienti dal Piemonte. Abbiamo già visto come capo di Stato Maggiore generale Badoglio, che proveniva dall'artiglieria, l'arma dotta, una delle armi dotte, ossia quella che ha una sua anche elevazione intellettuale, una sua elevazione tecnica rispetto alla fanteria, che appunto è considerata sì la regina delle battaglie, ma la Cenerentola un po' dell'esercito, quella che mette la carne da cannone. E come vedremo in un'altra occasione in cui parleremo di Ambrosio, Ambrosio anch'egli piemontese, ma sarà della cavalleria, quindi anche l'analisi della provenienza dell'arma di appartenenza è un elemento molto importante per andare a vedere e capire le condizioni non tanto sociali, perché appunto lo stesso Cavallero aveva una sua appunto, ripeto, nonostante provenisse dalla provincia, aveva una sua estrazione sociale borghese, quindi diciamo non è che diciamo, avesse necessità di far vedere o di emergere a livello sociale, anche perché adesso vedremo molto in maniera dettagliata come le sue qualità intellettuali, le sue capacità anche di grande intelligenza, appunto scorriamo la sua carriera, appunto entra nella scuola militare di Modena, quella che oggi è l'Accademia, ma all'epoca si chiamava scuola militare perché era destinata soltanto alle armi combattenti di linea, ossia la fanteria e la cavalleria. Viene promosso sottotenente e tenente in maniera abbastanza veloce, e la sua attività di ufficiale subalterno si va a caratterizzare per degli elementi molto importanti. Intanto, appunto, insegna alla scuola di tiro di Parma, frequenta la scuola di guerra, si laurea in matematica, elemento non scontato, soprattutto non scontato per un ufficiale di fanteria, e soprattutto ha una grande predisposizione per la conoscenza delle lingue. Egli conosce, oltre a conoscere l'italiano, il francese, l'inglese, il tedesco, ha con una conoscenza molto approfondita sia del greco che del latino, tant'è che egli stesso traduce, fa da traduttore di alcune opere anche a carattere militare, sia dei classici, ma anche dalla tradizione tedesca, quindi per capire come egli è un ufficiale a tutto tondo, ma è anche una persona di grande intelligenza e di grande capacità di analisi critica, e questo sarà molto interessante anche nella comprensione della sua carriera, e nella quale egli utilizzerà la sua intelligenza sempre con molta furbizia, cioè egli magari diciamo, accetta delle scelte, nel primo tra tutte appunto quelle che Mussolini gli propone, e cerca sempre di trovare una via d'uscita a situazioni ingestibili. Vedremo come egli, nonostante la situazione assolutamente deficitaria delle forze armate italiane durante la seconda guerra mondiale, sia comunque il capo di Stato Maggiore generale che durerà di più di tutti, e in momenti particolarmente critici, quelli tra la fine del 40 e l'inizio del 43. La parte centrale della guerra, quella più difficile, più ostica sotto tutti i punti di vista. Ha esperienze di Stato Maggiore che diventano poi sostanzialmente caratterizzanti della sua carriera politica, e della sua carriera, scusate, sì, anche politica, militare e anche politica, perché avrà dei ruoli politici durante il ventennio, e soprattutto riuscirà a comandare poco i reparti, diciamo è l'antimesse, no? Cioè, se Messe, come andremo a vedere in una prossima puntata, avrà solo e esclusivamente ruoli di comando di truppe, comanderà prima come sottufficiale la squadra, poi come ufficiale la plotone, la compagnia, il battaglione, il reggimento, eccetera. Cavallero salterà a pie pari i periodi
obbligatori di comando, invece operando spesso appunto in incarichi di Stato Maggiore, e vedremo come la prima guerra mondiale sarà un elemento profondamente formativo per come si gestisce un esercito in guerra. Possiamo andare avanti, e così da avere la possibilità. Esattamente. Nel 12 egli è capitano, viene promosso capitano, partecipa alla guerra italo-turca, guadagna una medaglia di bronzo al valor militare. La medaglia di bronzo, diciamo, è tra quelle, diciamo, meno importanti, diciamo, di quelle al valor militare, però, diciamo, ha sempre un suo valore specifico per un ufficiale che comunque non ha tutte quelle volontà o capacità, diciamo, opportunità di combattere al fronte. Ma quello che diventa, come dicevo, caratterizzante della sua carriera è che nel 1915 viene chiamato come addetto alla segreteria del Comando Supremo. Per capirci, lui praticamente fa parte da capitano del gruppo di lavoro che sta sotto a Cadorna. Cioè Cadorna, Luigi Cadorna, che è il dominus dell'esercito italiano durante la prima guerra mondiale, e tra l'altro nello staff di Cadorna per un breve periodo c'è anche Diaz, che poi sarà il sostituto di Cadorna. Quindi vediamo subito che Cavallero ha a che fare con a stretto contatto con persone non solo potenti sotto l'aspetto della gestione del potere, appunto della conduzione di una guerra, ma anche persone che hanno comunque a loro modo, che ne possiamo pensare di Cadorna, ha comunque ben chiara le priorità per una guerra. Sappiamo che la prima guerra mondiale è considerata tra le prime, diciamo, se non la prima, sicuramente una delle esperienze più importanti. In realtà già c'era stato nell'Ottocento, ma con la guerra civile americana, ma già appunto, nella prima guerra mondiale abbiamo una certa mobilitazione dell'intero paese, con elemento industriale, con l'elemento della logistica. Si devono prevedere delle campagne lunghe, un periodo di guerra lungo, in cui appunto vi è una necessità di rifornimento, ma di rifornimenti sia verso il fronte, ma anche dal fronte nelle retrovie. Pensiamo ai feriti, ai morti, a tutto quello che riguarda, i rottami di guerra. Cioè, quindi tutto un discorso di gestione della guerra che non è semplicemente l'assalto, è tutto un sistema che ovviamente che riguarda anche il rapporto tra mondo militare e mondo civile, e soprattutto tra mondo militare e mondo politico, ed è un elemento che se sarà fatale per Cadorna, perché appunto dopo Caporetto, diciamo, sarà estromesso per i motivi che conosciamo, non entriamo ovviamente qui nel merito, ma Cavallero capisce, appunto, da capitano maggiore, adesso vedremo come la sua carriera anzi possiamo anche andare nella slide successiva, in cui appunto avrà una progressione molto rapida. Appunto nel 15 viene promosso maggiore, poi nel giro di veramente di 3 anni diventa generale. Tra l'altro nel 17 è diventato capo dell'ufficio operazioni. Capo dell'ufficio operazioni significa colui che pianifica le operazioni. Cioè, noi sappiamo appunto che la prima guerra mondiale si conclude con la battaglia di Vittorio Veneto, appunto è una battaglia fondamentale, no? Quella che ci offre la vittoria. Bene, la battaglia di Vittorio Veneto è stata pianificata per buona parte da Cavallero, quindi diciamo che Ma anche la battaglia del solstizio. esatto, sì, 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 no, Quindi dicevo quella di Vittorio Veneto perché è la più famosa, sì, però sì, dal certo. 17, nel senso dopo Caporetto, gli ultimi 12 mesi di guerra, quindi nella resistenza al Piave, quindi quello che riguarda le cosiddette 3 battaglie del Piave, che sono sostanzialmente quella d'arresto dopo Caporetto, siamo nel novembre del 17, la seconda, quella del solstizio, quella del giugno del 18, e poi quella di Vittorio Veneto, che è quella appunto di fine ottobre, primi di novembre del 1918. Quindi per capire come Cavallero nella sua progressione sì, nella sua progressione di carriera, nonostante non abbia un contatto diretto con i reparti, con il combattimento, no? Perché appunto lui da capitano non comanda una compagnia, da maggiore tenente colonnello non comanda un battaglione, da colonnello non comanda un reggimento, e così via via. Però allo stesso tempo è
il miglior personaggio che capisce effettivamente come si gestisce un intero esercito, e lo fa partendo dalla gavetta, quindi riesce perfettamente a capire quello che dovrà, ovviamente inconsapevolmente, non lo sa, lui non lo sa che dopo 20 anni o dopo 25 anni avrà lo stesso problema e dovrà gestirlo in prima persona con la propria responsabilità, però arriva a quell'appuntamento preparato perché ha anche quel bagaglio di esperienze molto fornito. Finisce la guerra, arriviamo al 1919, no, puoi tornare a quella di, è così. Viene mandato a Parigi come capo della delegazione militare della delegazione politica mandata a Parigi, appunto, con conosciamo, no? Diciamo, le fasi alterne della conferenza della pace di Parigi, e lui entra anche in contatto con i corrispettivi degli altri paesi, principalmente i francesi, i britannici, anche gli americani, per avere anche un modo di confronto, di analisi di come funzionano negli altri paesi. Quindi ha anche questa ulteriore esperienza che gli dà un'ulteriore occasione per imparare, per avere cognizioni tali da poter essere spendibili in un secondo momento. Possiamo andare alla slide successiva. Ecco, nel 1920 ausiliaria, che vuol dire? Vuol dire che egli, che è particolarmente ambizioso, abbiamo visto che ha 40 anni, cioè, ha 40, poco più 40 anni, quindi diciamo che non ha tante aspettative, tante possibilità, una persona così intelligente, così preparata, così anche con quella malizia, diciamo, che gli può permettere di gestire delle altre cose rispetto alle questioni meramente militari. Sceglie di uscire dalle forze armate. Perché sceglie di uscire dalle forze armate? Sceglie di uscirne perché sostanzialmente l'esercito è ridotto, le forze armate sono ridotte, no? Diciamo, abbiamo avuto un'amplificazione, un aumento esponenziale dell'esercito, in particolar modo per le esigenze belliche che si vanno a contrarre, e lui paradossalmente, non avendo delle competenze di reparto, di caserma, per parlarci, no? Diciamo, sarebbe poco concorrenziale rispetto a magari i suoi colleghi che hanno invece avuto delle esperienze di reparto che potrebbero essere meglio piazzati, meglio addentro a queste cose, e quindi decide di uscire fuori, di un primo suo allontanamento dal mondo militare, un allontanamento che però, diciamo, gli permette, rimanendo in ausiliaria, lui non è che esce del tutto, ha una sorta di cordone ombelicale, semplicemente oggi lo chiameremmo diciamo in aspettativa, diciamo, non è esattamente così, però per farci capire, l'ausiliaria è una forma di far parte sempre delle forze armate, ma non è attivo, quindi non ha una sua partecipazione, un suo impegno operativo. Detto questo, quindi lui, grazie a una sua capacità di spendersi, attraverso anche una serie di una rete di amicizie, tra l'altro inizia anche a frequentarsi con Farinacci, che diciamo piano piano, diciamo, diventa un elemento importante di quello che sarà poi il regime, quindi capiamo bene come si vanno a costruire delle relazioni molto forti anche all'interno di più filiere. Dicevo, lui, ma per il momento le sue conoscenze con il mondo industriale lo portano soprattutto anche a livello bancario, quindi diciamo, sappiamo come all'epoca i gruppi industriali avevano delle partecipazioni e viceversa, le partecipazioni delle banche e viceversa, ha un suo percorso, una sua seconda vita come manager sostanzialmente, e viene chiamato come direttore centrale della Pirelli. Egli come gestisce questo periodo? Diciamo, è sicuramente una persona molto capace, però capiamo bene come la Pirelli produce gomme, diciamo, lo fa anche adesso, e capite bene come negli anni 20 la motorizzazione non ha tutto quel, sì, c'è uno sviluppo, le macchine se ne vendono di più, ma
il grosso era stato fatto durante la guerra, no, diciamo che, la produzione di e quindi, ci sono dei periodi in cui egli riesce meglio e altri in cui riesce un po' peggio. Quindi diciamo che è un'esperienza in cui viene fortificato sotto l'aspetto della capacità appunto di sapere come funziona il mondo, cioè sa come funziona l'esercito, adesso sa anche come funziona l'apparato civile, come si gestisce, che ne so, un bilancio, come si va a creare una pianificazione industriale, che sarà sempre importante per la sua, formazione, successiva. A riguardo, Giovanni, scusa se, Sì, ti interrompo, per quanto alcuni, quando io interrompo, insomma, si indispettiscono un po', però no, fa parte del dibattito, voglio dire, che certo, si porta avanti, in sì, questo canale. sì, Questo aspetto che tu hai appena descritto è estremamente importante e non so se sei d'accordo con me. Credo che Cavallero, rispetto magari ad altri, generali che abbiamo affrontato e che probabilmente affronteremo, sia stato quello, diciamo, che ha avuto una capacità molto più grande di adattamento con il mondo civile, okay? Cioè sì, praticamente grazie a questo è riuscito poi a fare ovviamente i suoi interessi anche nel mondo militare. Io parlo ad esempio, se vogliamo fare un confronto con per esempio un Graziani, che anche lui diciamo ha cercato un'altra vita nel mondo civile, parlo dal punto di vista meramente sì, lavorativo, poi alla sì, fine sì. non è riuscito, in diciamo in quell'ambito e quindi c'è sempre questo ritorno poi a quella comfort zone che è poi il mondo militare di appartenenza. Non so se sei d'accordo con me da questo punto di Sì, vista. sì, diciamo sono d'accordo con te, e prendo lo spunto del confronto che hai fatto, per evidenziare appunto la completa differenza tra i 2 generali, nel senso che Graziani, fallisce l'esperienza che poi è lo stesso periodo, stiamo parlando dello stesso periodo successivo alla prima guerra mondiale. Fallisce perché innanzitutto perché si occupa di commercio, di piccolo commercio, diciamo, non è, diciamo, è un elemento ovviamente rispetto a direttore centrale della Pirelli, diciamo, ha una sua valenza completamente diversa, ma anche perché c'è una predisposizione in Graziani molto più fisica, molto più al combattimento, tant'è che appunto rientrerà, farà 10 anni circa in Libia, arriverà da colonnello e torna che è generale di corpo d'armata. Quindi in 10 anni si costruisce una carriera, si costruisce anche una fama, ma perché sa fare quello, sa fare la guerra, la guerra guerreggiata. Cavallero è di tutt'altra pasta, lo vedremo anche nella seconda guerra mondiale, quando sarà il comandante supremo. Sì, si occuperà di tante cose, ma i miei utenti lo sanno che mi seguono nella lettura del diario di Cavallero. Quello che Cavallero riporta, sì, riporta anche le battaglie, riporta anche le vicende tattiche o strategiche, ma la maggior parte delle descrizioni che egli fa si riferiscono a riunioni, a pianificazioni, a rapporti, su, bastimenti, cioè, è esattamente quello che, Graziani non gli interessava assolutamente, non era neanche capace. Cioè, quindi vediamo proprio una differenza in cui se entrambi poi ritornano a indossare una divisa, però, tornano a indossare una divisa con delle prospettive diverse e anche con degli approcci diversi. Lo vedremo fra poco proprio il discorso di Cavallero. Cavallero utilizzerà sostanzialmente il mondo civile come una porta girevole, no? In cui entra e esce periodicamente perché capisce anche i momenti in cui non è funzionale portare una divisa. Capisce perfettamente come ci sono momenti in cui entri nelle grazie del dittatore e in altri momenti dove sei fuori dalle grazie del dittatore perché è il turno di qualcun altro, perché non puoi stare sempre, non può, come dici il discorso che facciamo prima, no? Mussolini, a parte Badoglio, ma Badoglio è l'eccezione che conferma la regola, che se lo tiene per 15 anni come capo di Stato Maggiore e generale, però tendenzialmente come fa anche per quanto riguarda gli incarichi civili, Mussolini ha sempre 3-4 anni di innalzamento, poi automaticamente cadi nella botola perché arriva il turno di un altro che magari ti distrugge, perché appunto è quello che ti ha fatto le scarpe, e la capacità di Cavallero è quello di trovarsi sempre un piano B.
Cavallero c'ha sempre il piano B, quindi casca sempre in piedi e riesce sempre a saper aspettare il proprio turno. Lo farà appunto quando va la Pirelli, e l'incarico successivo, come vediamo nella slide, sarà sottosegretario alla guerra come generale di brigata. È quello che dicevamo prima, cioè la posizione è: perché viene, adesso ci arriviamo, ecco, visto che ci siamo arrivati con il discorso, è anche più chiaro adesso capirlo. Vabbè, c'è intanto una promozione a generale di brigata perché c'era stato un cambio dei gradi, quindi in realtà lui era già generale di brigata, ma era brigadier generale che era stato variato nell'organizzazione, quindi ebbe questa necessità di essere diciamo promosso, ma perché erano cambiati i gradi. Nel 25 diventa sottosegretario alla guerra. Qui bisogna spendere due parole perché è importantissima la cosa, che ci fa capire anche come egli sappia cogliere ogni occasione buona per farsi vedere. Allora, il primo ministro della guerra del governo Mussolini è Diaz, dal 22 al 24. Diaz però, per vari motivi, vuole lasciare, ovviamente non è il suo mestiere fare il ministro, quindi diciamo che capisce bene come è salito sul carro dei vincitori, soprattutto anche per il contentino che Mussolini dà al re. Diciamo, Mussolini prende il governo, ma il primo suo governo è di coalizione, non ci sono solo fascisti, anzi i fascisti hanno un numero relativamente basso di portafogli, tant'è che il Ministero della Guerra viene dato a Diaz e quello della Marina viene dato a Tauro di Revella. Sono i massimi esponenti delle due forze armate e sono la garanzia del sovrano all'interno del governo. Diaz lascia, bisogna trovare un sostituto di Diaz. Per tradizione i ministri della guerra sono all'epoca erano quasi sempre dei militari, quasi sempre dei generali, a parte pochissime eccezioni. E bisogna trovare un sostituto di Diaz all'interno di un momento in cui devono essere fatte anche delle riforme strutturali. È il discorso che facciamo prima. Siamo passati da forze armate di 5 milioni nel 1918 e bisogna arrivare a 200.000, a 150.000 soldati. Quindi capiamo bene pure come i gradi, per quale motivo Cavallero è andato via? Perché ovviamente se avevamo, che ne so, 1000 generali, sto dicendo un numero a caso, 1000 generali, non ne servono più 1000, ne serviranno molti di meno, perché abbiamo una struttura completamente diversa. E quindi bisogna fare dei risparmi, dei tagli di spesa che ovviamente non piacciono alle forze armate, perché tagli di spesa significa meno reparti, meno stipendi, meno gradi, meno promozioni. Ecco. E quindi però si trova il problema di trovare qualcuno che prenda questo incarico e viene scelto Antonino Di Giorgio, che era un generale molto competente, bravo è un concetto diciamo aleatorio, molto competente, molto onesto intellettualmente, prende a cuore questa storia che deve limare le forze armate e capisce pure che bisogna limare nella quantità e non nella qualità, perché non si può spendere soldi per gli stipendi e non comprare i cannoni, tanto per o i carri armati, quello che saranno i carri armati. Capisce che devono fare una spesa oculata. Solo che Beh, ovviamente molto eh? attuale. Esatto, esatto. Però capisci bene che la casta militare, tra cui Badoglio, che sguazza nell'antico, noi abbiamo delle testimonianze che Badoglio ancora parla anche negli anni successivi che sì, vabbè, i carri armati, vabbè, ma abbiamo il mulo, che ci facciamo con i carri armati? No? Appunto, questo elemento abbastanza conservativo e conservatore di come viene condotta la guerra. E capite bene quindi che questo Antonio Di Giorgio dura poco e soprattutto dura poco perché è lo stesso Cavallero che attraverso un articolo che scrive praticamente stronca Cavallero e si autocandida come se sottosegretario della guerra. Tra l'altro egli era stato già sponsorizzato da Diaz come sostituto, solo che in quel momento nel 24 Cavallero è ancora in buona posizione alla Pirelli e ancora sta capitalizzando la sua vita alla Pirelli, quindi non si vuole bruciare, proprio perché fa bruciare Di Giorgio. Quindi diciamo, rifiuta lui l'incarico, viene nominato Di Giorgio purtroppo viene
come si dice, cecchinato in Senato dai generali che stanno in Senato, e quindi automaticamente Cavallero prende il suo posto. E cosa fa rispetto al passato? Cavallero capisce che quella non è la strada giusta, cioè sarebbe la strada giusta se l'obiettivo fosse quello di apportare delle riforme strutturali, no? Preparare effettivamente le forze armate a una guerra fatta in senso moderno, ma capiamo bene che in quel momento di guerre non ce ne sono prevedibili. Siamo negli anni 20, è cosiddetto, diciamo, storiograficamente si parla degli anni 20 come il decennio in cui Mussolini vuole consolidare il potere, e gli anni 30 sono quelli in cui egli cerca di fare una proiezione verso l'esterno, no? la campagna d'Etiopia e poi la Spagna, eccetera. Quindi gli anni 20 ancora sono visti come eredità della pace, quindi eredità di quel periodo successivo al 1919. Quindi sostanzialmente a Cavallero che ci sia un governo, scusate, un esercito efficiente non interessa. L'obiettivo suo è quello di essere compiacente, essere apprezzato da Mussolini, e quindi va avanti in questo senso, e ovviamente trova come ostacolo, vista la sua ambizione, visto il suo grado basso, quello che dicevamo, lui si trova a essere il più alto politico dell'ambiente militare solo sotto Mussolini, e si trova dall'altra parte il maggior esponente delle forze armate, Badoglio, che è già maresciallo d'Italia, quindi c'è una disparità impressionante nei gradi, e a un certo punto si arriva al paradosso che in una cerimonia, una sfilata in cui è presente anche il re, praticamente c'è una specie di litigio tra Cavallero e Badoglio, perché Un litigio tutte, silente, lo sì, chiamerei, tutte e due in realtà. pretendono di ricevere il saluto, cioè Badoglio perché lui è maresciallo d'Italia e quello è solo generale di brigata, e invece Cavallero perché io sono il sottosegretario e tu sei solo il capo di Stato Maggiore generale. Quindi capite bene come si trova di fronte a una situazione veramente paradossale, una situazione veramente paradossale, sommata al fatto che nel 25 sarà Cavallero che in una ennesima riforma dell'esercito, perché dal 1919 al 25 ci sono almeno 4-5 riforme, perché bisogna sempre cercare di far quadrare i bilanci, quello è il problema, cioè cercare di capire come far arrivare alla fine dell'anno il bilancio della guerra, e tra queste, nella cosiddetta riforma Mussolini, in realtà è scritta da Cavallero, la cosa la più indicativa di questa riforma è che sostanzialmente Cavallero imbriglia il ruolo di Badoglio, quello di capo di Stato Maggiore Generale. Un ruolo che è stato creato da poco, perché fino ad allora ogni forza armata, l'esercito, l'aeronautica, la marina e l'aeronautica avevano il proprio capo di Stato Maggiore di forza armata, ma non c'era un livello superiore di coordinamento. C'era stato sì Cadorna durante la guerra, ma era un'eccezione. Infatti nessun marinaio si sarebbe mai voluto far comandare da un artigliere, per capirci, no? E quindi è un ruolo anche particolarmente confliggente tra le forze armate. E quindi cosa fa Cavallero? Capisce che deve agire di astuzia, anche perché entrambi sono del Monferrato, quindi c'è anche una competizione, diciamo, regionalistica. Crea il ruolo di capo di Stato Maggiore Generale come consulente del capo del governo. Quindi sostanzialmente non ha in pace, in tempo di pace, solo in tempo di guerra ha un'attività di coordinamento effettivo delle tre forze armate, ma in tempo di pace non ha sostanzialmente nessun tipo di potere. Sì, ha un potere di coordinamento ipotetico, di pianificazione, ma rimane là. Cioè, se il capo di Stato Maggiore dell'esercito o dell'aeronautica o della marina, soprattutto dell'aeronautica e della marina, non lo vogliono ascoltare, possono non ascoltarlo, perché è solo Mussolini che può far valere eventualmente questo potere di consulente. E ovviamente capiamo bene quel discorso che abbiamo fatto prima, Mussolini avrà interesse a far valere questo parere come consulente solo e quando gli fa comodo che questo parere
sostanzialmente solo quando lui ha interesse di perorare le proprie opinioni. Quindi ecco come ci troviamo nel 25 che si crea questo doppio aspetto. La 1, Cavallero cuce addosso a ruolo di capo Stato Maggiore Generale, ossia di Badoglio, che lo terrà fino al 40, una sorta di camicia di forza, una camicia di forza che sarà Cavallero, che poi si troverà e avrà lui problemi, perché quella camicia di forza l'ha costruita lui, ma solo per Badoglio 15 anni prima. E dall'altra parte appunto questo conflitto che porterà ancora una volta Cavallero a dover passare la mano e quindi tornare nel mondo civile, proprio perché il suo periodo di gloria per il momento è finito. Possiamo andare alla slide successiva. Quindi tra il 25 e il 27 ha questo periodo, questi 2 anni come sottosegretario, scontro con Badoglio, però nel frattempo viene Sì, scusami, questo sì, scontro, non so se l'avevi detto perché, forse mi sono leggermente distratto, sì, poi era stato, diciamo, risolto questa manifestazione dal re stesso, perché se no sì, era un problema. sì, sì, Io vorrei, giusto per un po' di cultura pop, mi rifaccio un po' a, l'episodio finale anche di Band of Brothers, quando appunto c'è il capitano Sober che passa, qua siamo in una prospettiva ovviamente dell'esercito americano, passa dal protagonista che era diventato, se non ricordo male, maggiore, sì, e quando insomma dice capitano Sobel, maggiore, adesso non ricordo il nome sì. del protagonista, e lui subito lo ferma e dice: noi salutiamo il grado, non l'uomo. Quindi questa cosa è interessante, perché Sì. poi alla fine il pacere è dovuto in questo Sì, caso essere i il sì, monarca, sì, ma perché anche perché, Vittorio Emanuele III possiamo attribuirgli tanti difetti, ma era un uomo che, rispettava molto le forme, e molto la concordia del proprio mondo, no, le forze armate era un proprio feudo, cioè egli era, secondo lo Statuto Albertino, il capo delle forze armate, come oggi è il Presidente della Repubblica, no? Diciamo, ovviamente è un retaggio che è rimasto dall'eredità monarchica, e quindi non poteva accettare una situazione del genere, in cui poi tra l'altro tra due piemontesi, quindi lui era particolarmente sensibile anche a questa cosa, cioè tanto il re cercava di stemperare, di appianare le divergenze, quanto Mussolini ci sguazzava, perché diceva: se questi litigano, l'unico modo di mediazione sono io, non potranno mai fare combutta insieme. E lui aveva timore di questo, cioè lui infatti poi chiamerà come sottosegretario Pietro Gazzera, che era un fedele di Badoglio. Diceva: ma come, hai tolto Cavallero e ci hai messo un fedele di Badoglio? Sì, ma Badoglio lo mandi in Libia. Quindi c'è sempre un discorso di pesi e contrappesi. Ci sono degli elementi di equilibrio, scusate, di alternanza, di sostituzione, ma deve esserci sempre un equilibrio. Non posso mettere insieme due persone che vanno d'accordo, perché se vanno d'accordo potenzialmente mi creano un problema, perché potrebbero ragionare con la loro testa. Dice: no, io ho bisogno di gente che li ricatto, che li lusingo, che gli metto un bastone tra le ruote. E questo è lo stesso motivo per il quale nello stesso periodo, poco prima, Mussolini crea il ruolo di sottocapo di Stato Maggiore Generale, quindi sotto a Badoglio, gli mette un sottocapo, ma non è che gli mette uno per aiutarlo, gli mette Grazioli che non si potevano vedere. Quindi ecco come il discorso crea i ruoli di sottocapo non per un elemento di condivisione, di collaborazione, no, perché devono porre delle idee diverse per cercare di creare astio, perché se vanno d'accordo potrebbero ragionare diversamente, e appunto diversamente da quello che gli conviene a lui per la gestione del potere. Come si chiama? Come si dice, è un discorso che agli occhi nostri sembra autolesionista, no? Cioè, se io ho una macchina di un'organizzazione, dovrei avere i migliori, così va bene. Invece no, la scelta è sempre
verso la persona ricattabile, la persona che si accontenta del premio, della promozione, della cosa, e poi questo ci spiega perché arriviamo nel 40 con una situazione deficitaria. Cioè non abbiamo preparato la guerra, ma non abbiamo preparato niente. Perché stiamo avanti così? Andiamo avanti così. Quindi questa situazione si va a risolvere nel 28. Nel frattempo Cavallero ha avuto i suoi vantaggi, oltre al fatto che è stato sottosegretario per 2 anni, e non è cosa da poco, è diventato senatore, è diventato conte, è stato promosso già di divisione, quindi diciamo che ha avuto i suoi le belle soddisfazioni anche a livello di gratifiche. Nel 28 torna alla vita civile come presidente dell'Ansaldo. L'Ansaldo era lo è ancora adesso, diciamo in maniera diversa, ma era un'azienda che ovviamente era ampiamente impegnata nella costruzione di mezzi, parti di armi. Nello specifico si occupava delle corazze, per esempio, delle navi, così, della costruzione. Quindi quando uno parla oggi del conflitto di interessi, ecco, lì era tutto un conflitto di interessi, cioè uno che era generale, è andato alla Pirelli, poi ha fatto il sottosegretario alla guerra, e va all'Ansaldo, cioè capiamo bene come c'è una commistione continua tra interessi personali, interessi privati e interessi dell'erario, del contribuente che vorrebbe, spererebbe. Durante il regime, diciamo, c'è poca speranza in questo, si va molto sulla fiducia. Però diciamo che la macchina dello Stato dovrebbe avere una sua addirittura morale nella preparazione dell'efficienza delle varie parti. Invece capiamo bene che anche qui Cavallero entra in un gioco di conflitti di interessi in cui ci sono anche degli scandali finanziari. Nello specifico c'è una partita di lastre, Guarda caso, proprio corazze. sì, di corazze vendute alla Marina, che non avevano specifiche, che non erano difettose, nascono delle inchieste. Tra l'altro è interessante di come all'epoca colui che se ne occupa è il capo di Stato Maggiore della Marina, Cavagnari, che poi casualmente verrà estromesso dal ruolo di capo di Stato Maggiore della Marina, nonché sottosegretario alla Marina, proprio quando Cavallero tornerà a fare il capo di Stato Maggiore generale. Quindi diciamo che è interessante questa cosa. Colui che aveva tra gli accusatori, tra i più animati accusatori di Cavallero per dei problemi finanziari, sarà quello che verrà estromesso al ritorno di Cavallero. Quindi anche queste dimissioni, questi allontanamenti un po' a orologeria sono tipici di quell'ambiente, di quel clima. Quindi andiamo avanti. La cosa simpatica fino a un certo punto, che l'incarico successivo di Cavallero nel 1933 è delegato alla conferenza per il disarmo. Allora, vi immaginate, come si dice, il conte Dracula come presidente dell'associazione donatori del sangue, no? Cioè, è il presidente dell'Ansaldo che produce armi, viene mandato come l'incarico successivo è delegato alla conferenza per il disarmo. Immaginate un po' nella scelta Guarda, anche. è Sì, talmente assurdo che, se non ricordo male, l'esempio che hai fatto è sì, reale, cioè nel senso che pare che, se non ricordo male, lo avevo letto da qualche parte, poi sì, magari mi smentirete voi della chat, sì, quindi potrebbe anche essere una corbelleria che è una fake news, che praticamente un successore in linea dinastica, diciamo così, di famiglia, della famiglia insomma di Vlad Tepes, cioè di quello che viene chiamato Vlad l'Impalatore, comunque di quello che poi sì, sarà sì, famoso sì, da Bram Stoker come Dracula, sì, effettivamente sarà il presidente, o comunque il presidente, diciamo, di una compagnia di prelevamento sangue, eh, donazioni sangue, eh, quant'altro. Quindi questa cosa qua mi sì. fece anche Diciamo molto, che molto questa ridere.
Però è talmente diciamo, assurdo da essere sì, vero da no, 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 volte, quindi. nel caso di Cavallero è proprio vero, proprio colui che passa da nei suoi tanti incarichi, nel 33 non gli si trova nessun altro incarico che quello di delegato alla conferenza per il disarmo. Vabbè, ma erano i tempi così, diciamo che forse in quel momento non è che ci credessero in tanti a questa conferenza per il disarmo, quindi ci devono mandare qualcuno in Italia e ci manda Cavallero, che tra l'altro appunto viene anche continuare le sue promozioni, nel senso non comandando nulla, cioè abbiamo detto che l'ultimo comando che ha fatto era una compagnia o forse un plotone nella guerra di Libia, viene promosso generale di corpo d'armata, quindi diciamo, un grado molto importante, cioè nello stesso periodo c'è generale di corpo d'armata, cioè, lo è Graziani, ma Graziani però si è fatto 10 anni di lavoro sporco e sappiamo quanto sporco in Libia, quindi nello stesso, diciamo, erano usciti tutte e due. Graziani nella guerra esce come colonnello, anzi Graziani recupera pure un grado, per capirci, però diciamo che Cavallero ottiene tutte queste promozioni principalmente per meriti, chiamiamoli così, meriti politici, meriti che riguardano appunto la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria, eccetera, del mondo militare nelle sue varie accezioni. Possiamo andare avanti. Quindi alla fine Cavallero, dopo la guerra di Etiopia, quindi nel 37, quindi diciamo che finisce anche la burrasca dei vari scontri tra De Bono, di cui lui proprio se ne tira fuori, diciamo, fortunatamente in queste beghe non ne vuole, cerca di far azzuffare in Etiopia tutti quelli che ci sono andati, no? Appunto De Bono, Badoglio, lo stesso Graziani, che appunto De Bono e Graziani poi in quella circostanza verranno promossi marescialli d'Italia. Egli invece viene chiamato nel 37, quindi diciamo dopo che anche Graziani è andato via, perché ovviamente la gestione, una, 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 una coabitazione tra Graziani e Cavallero sarebbe stata abbastanza problematica, anche sempre per questo discorso che facevo prima, per una questione anche di tipo, diciamo, di impostazione di operativa. E quindi quando Amedeo d'Aosta viene nominato viceré d'Etiopia, egli viene nominato comandante delle forze armate in Africa orientale, nell'impero. È una situazione ancora da pacificare, perché c'è la guerriglia, ci sono i resistenti etiopici, quindi non è che è un periodo pacifico, cioè deve gestire una situazione non indifferente, e la gestisce abbastanza bene, nel senso, nell'ordine che fa il suo lavoro, ecco. Qui diciamo, ovviamente capite bene che diciamo, fare azioni antiguerriglia pure lì comporta una serie di scelte draconiane che ci possiamo immaginare, anche se il periodo di Amedeo è abbastanza tranquillo, non fosse altro per paragone con quello prima di Graziani, così giusto per chiarire. Guadagna una medaglia pure d'argento al valor militare, così tanto per gradire, ma il suo momento di gloria arriva nel 39. Allora, nel 39 egli entra nelle grazie di Ciano, poi non si potranno vedere nel periodo successivo, ma in quel momento vanno di comune, vanno d'amore e d'accordo, anche perché, come io lo dico sempre perché non voglio denunce, quindi io cito sempre la fonte e dico, se dovete denunciare non dovete denunciare me, perché io cito la fonte. Nel diario di Calamandrei, ripeto, è scritto nel diario di Calamandrei, viene affermato che in realtà il vero suocero di Ciano era Cavallero, perché la figlia di Cavallero, che era sposata con Francesco Iacomoni, che all'epoca era praticamente il fido scudiero di Ciano, che andrà a fare il luogotenente generale dell'Albania dopo l'occupazione dell'Albania nella primavera del 39, tant'è che appunto io oggi ho creato un meme che ho pubblicato sui vari social. Domani c'è Italia-Albania e Cecciano dice mi piacciono i derby, nel senso che è un bel derby
perché giustamente, tra l'altro appunto Ciano che denomina una località Porto Edda in Albania in onore della moglie, però c'è una tresca tra le sue amanti, sempre secondo Calamandrei, tra le amanti di Ciano c'è anche Maria Cavallero, figlia di Cavallero, moglie di Jacomoni, e sembra che Jacomoni alla fine non avesse tutti questi problemi a averci le corna, perché comunque poi m'ha fatto il Ciano, il capo m'ha fatto luogotenente generale dell'Albania, quindi in fin dei conti diciamo ste corna sono utili. Quindi diciamo che queste corna sono utili a un po' tanta gente, anche allo stesso Cavallero che ottiene questo prestigioso, Vabbè, sempre diciamo che l'ha fatto per lui, ecco. sì, sì, sempre secondo Calamandrei, ripeto, io non mi prendo Secondo nessun Calamandrei, io non cioè. mi prendo nessuna responsabilità, sta scritto nel diario di Calamandrei. E quindi che questa diciamo, questa storia, questa tresca, riesce a diciamo, Ciano era generoso, quindi diciamo che riusciva a poi, diciamo, retribuire in modo con titoli tutti quelli che avevano a che fare con questa tresca. E quindi Cavallero riesce attraverso questa sua nuova posizione di consulenza, ricordiamolo, Ciano è il ministro degli affari esteri, e il 39 è un anno importante perché viene sottoscritto il patto d'acciaio, ossia l'alleanza vincolante difensiva offensiva con la Germania. E Cavallero viene mandato proprio pochi giorni dopo la firma dell'alleanza, viene mandato a Berlino come latore di una lettera dello stesso Mussolini che si rendono conto sia Ciano che Mussolini che si sono messi il cappio al collo, nel senso che hanno firmato una pace che forse non è tutto quello che si aspettava, nel senso secondo i loro piani è una pace di allerta, di avviso nei confronti di Francia e Gran Bretagna, una sorta di deterrente rispetto a loro. In realtà per i tedeschi era che fra 3 mesi attacchiamo la Polonia, solo che non erano stati informati e quindi capiscono un po' che hanno firmato un foglio che non era proprio quello che volevano fare e quindi nel 39 Cavallero fa da postino sostanzialmente di questa lettera all'interno di questa commissione mista di tedesca in cui viene chiarito che l'Italia non è proprio preparata per una guerra se la guerra si fa subito, dice no, abbiamo bisogno almeno di 3-4 anni di pace per ricostituire l'esercito. E questa un po' fa il paio con la nota lista che ben conosciamo, che verrà realizzata appunto da lì a pochi mesi, nel settembre del 39, in cui verranno chieste una serie di forniture. Diciamo, vengono spesso confuse queste due lettere. In realtà sono le due facce della stessa medaglia. Cioè, Sì, infatti anche io fuori live te l'avevo sì. chiesto No, 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 perché no, perché nel giugno viene presentata questa lettera in cui viene detto sì, abbiamo firmato, però sappiate che le condizioni non sono proprio così stringenti come potrebbero apparire, perché appunto io ho dedicato anche diversi video al patto d'acciaio, in cui veramente il patto d'acciaio diventa un cappio al collo. Ciano e Mussolini non si rendono conto anche perché si fidano di Ribbentrop. Ribbentrop fa delle promesse verbali, però poi gli fa firmare un'altra cosa. E quindi firmano una cosa che è talmente vaga che porta la Germania a poter scatenare una guerra, appunto, poi con il patto e non aggressione firmato ad agosto, al 1° settembre ad attaccare la Polonia. Quindi i due documenti entrano all'interno di questa strategia velleitaria, infantile possiamo dirlo, del governo italiano nel cercare di stemperare la possibilità che l'Italia possa essere un'alleata subito della Germania. Detto questo, quindi Cavallero ha tutti questi ruoli abbastanza particolari che lo mettono sempre più in luce, nel senso che sta preparando un suo ritorno in maniera dalla porta principale, deve solo aspettare, deve aspettare. Nel frattempo nel 40 viene promosso pure generale d'armata, così, sempre considerate che generale d'armata in teoria
è un grado che viene attribuito solo in guerra se comandi un'armata. Cioè, se non comandi un'armata, non te lo danno il grado. Considerate che Roatta, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quando sarà capo di Stato Maggiore dell'esercito, lui l'armata non l'aveva comandata, quindi era generale designato d'armata, ma non d'armata. Solo quando andrà in Jugoslavia a comandare la seconda armata verrà promosso generale d'armata, ma come capo di Stato Maggiore dell'esercito non lo sarà. Quindi per Cavallero si fa un'eccezione assoluta, proprio vengono definiti meriti eccezionali. Quali meriti eccezionali non lo sappiamo, magari lo sappiamo, ne abbiamo parlato poco fa, però diciamo che lo possiamo intuire. Detto questo, andiamo Ah, avanti. poi no, aspetta, perché nel Eh, 40 c'è anche un'altra cosa, sì. perché lui sì, diventa generale d'armata, ma se non ricordo male è anche poi capo di Stato Maggiore Generale con un dimissionario Badoglio. L'avevamo già detto. Ci arriviamo alla prossima Ah, slide. scusa, eccoci qua. Ecco, Scusami perché ci arriviamo. a volte ti No, anticipo no, così no, no, e ti distruggo la teatralità, no, no, perdono. no. Allora lui viene promosso generale d'armata e si trova nel momento giusto, al posto giusto perché, alla fine del 40 la situazione è ingestibile. C'è stato l'attacco a Taranto, una debacle, più debacle non si può. C'è stata la Grecia, che è stato un fallimento completo, cioè veramente i greci sono avanzati in territorio albanese, quindi è una situazione ingestibile. Ancora non c'è il contrattacco britannico in Libia, ma ci sarà fra poco, ma la situazione è veramente sconvolgente e soprattutto la ciliegina sulla la goccia che fa traboccare il vaso è che in un incontro tra Badoglio e Keitel, cioè l'omologo di Badoglio, quando Keitel in questo incontro fa presente, dice ma con quale, cioè avete attaccato la Grecia in maniera così infantile, proprio non avete proprio le basi e dice potevate chiedercelo, vi aiutavamo, no? E Badoglio in questo colloquio dice no, ma la colpa non è mia, la colpa è di Mussolini che ha voluto per forza attaccare, io ero contrario, ha voluto attaccare per forza la Grecia, quindi ci troviamo in questo pasticcio. Ovviamente Keitel lo riferisce a Hitler e Hitler lo riferisce a Mussolini, quindi arriva all'orecchio di Mussolini che Badoglio ha parlato male del duce a Keitel, apri di cielo, e quindi diciamo che Badoglio ha le ore contate e quindi l'alternativa, visto che lì bisogna fare anche un discorso di attribuzione, no? Allora, logica vorrebbe che il capo di Stato Maggiore Generale è un maresciallo d'Italia, tu attribuisca l'incarico a un altro maresciallo d'Italia, giusto così, giusto per dire. Ma i marescialli d'Italia in quel momento papabili erano Graziani, che stava in Libia, che era già capo di Stato Maggiore dell'esercito, ma non era il suo momento, il suo miglior momento di gloria, perché stava per prendere una legnata, cioè, ancora non si sapeva, ma era prevedibile e soprattutto non aveva dimostrato abbastanza capacità nel penetrare in territorio egiziano. Un altro maestro d'Italia era De Bono, ma De Bono non era proprio per una questione di età, di temperamento, era un residuato bellico della prima guerra mondiale, non era il caso. E quindi erano sostanzialmente finiti i marescialli d'Italia papabili. Quindi si inserisce Cavallero, che appunto è il miglior elemento per cercare di risollevare una situazione in Albania che è catastrofica. E cosa fa? Accetta con un grandissimo rischio, lo devo dire, io tanto di cappello, io posso essere molto severo nei confronti di Cavallero, però in questo caso bisogna essere molto onesti intellettualmente. Cavallero accetta il ruolo di capo di Stato Maggiore Generale, ma accetta anche quello di comandante in Albania, quindi va in Albania e gestisce la situazione dell'Albania. Adesso che la campagna di Grecia si risolva soltanto nell'aprile con l'invasione dei Balcani della Germania, lo sappiamo, ma come stavamo messi nel dicembre del 40 in Albania, che stavamo veramente con
le pezze al sedere, e non uso mezze parole, lo dico esplicitamente, Cavallero ha una grande capacità riorganizzativa e quindi riesce veramente a mettere una pezza su una situazione ingestibile, e riesce a farlo perché è una persona che riesce a organizzare, che riesce a prendere tutto quello che può prendere dall'Italia a discapito della Libia, tant'è che in Libia, se si farà quello che c'è, verrà persa la Cirenaica, verrà persa quasi totalmente la Tripolitania e ci perderà il collo Graziani, perché, come disse Mussolini, se perdiamo contro gli inglesi potrebbe essere una cosa normale, se perdiamo contro i greci è un disastro. Quindi l'imperativo categorico è non perdere con i greci, cioè a costo di perdere la Libia occupata dai britannici non possiamo permetterci di essere sconfitti dai greci, che abbiamo considerato fino all'altro ieri dei pecorari. Quindi questo è elemento importante. Ecco perché Cavallero ha sicuramente una grande capacità organizzativa, ma dall'altra parte sì, qui c'è un commento che dice c'era Caviglia, sì, però Caviglia era un po' âgé, non l'avrebbero mai chiamato come capo. Sì, dicevo, i marescialli d'Italia papabili ancora in età da poter essere impiegati. Caviglia veramente era molto vecchio. Detto questo, quindi Cavallero riesce con grande capacità a gestire una situazione che nessun altro avrebbe gestito, anche perché nel fronte greco-albanese ci ha perso la testa Visconti Prasca, ci ha perso la testa Soddu, quindi non è che è stata si è trovata la strada spianata, si è trovata una situazione fallimentare sotto ogni punto di vista. Quindi è stato bravo e è riuscito a capire i tempi e i modi, riuscendo a posticipare nella primavera poi con la stagione buona e anche soprattutto con l'intervento dei tedeschi. Detto questo, quindi odio verso Badoglio e verso gli altri colleghi, anche perché quando finisce la campagna di Grecia, lui torna a Roma nel 41 e nel maggio del 41 e diciamo si insedia nel Comando Supremo. Il Comando Supremo lui solo tecnicamente, solo in teoria lo aveva dal dicembre del 40, ma lui in realtà svolgeva il compito di comandante in Albania. Quindi trova una situazione che deve ricostruire, e deve ricostruire, uno, perché nel frattempo ci sono dei competitori che gli vorrebbero fare le scarpe. C'è Roatta che ha già fatto le scarpe a Graziani come capo Stato Maggiore dell'Esercito, e come si dice, una pensatina ce la fa. Poi c'è Guzzoni, che all'epoca è sottosegretario al Ministero della Guerra. Allora che succede? Che Cavallero capisce che questa gente lui non si può fidare e quindi fa cacciare Guzzoni, e Roatta lo tiene per il momento a bada e poi lo farà mandare l'anno dopo in Jugoslavia. E soprattutto deve cercare di cambiare la legge sul capo Stato Maggiore Generale, quella stessa legge che lui che aveva scritto nel 25 per mettere quella camicia di forza a Badoglio. Adesso che è lui che ha quella camicia di forza, la deve rompere. Quindi lui appunto fa approvare da Mussolini una nuova legge sul Comando Supremo che in teoria, in realtà poi sarà molto difficile che lui riesca in tutto e per tutto, ma in teoria lui è il comandante di tutte le forze armate. Quindi i capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica devono obbedire a lui. Il punto è, con l'Esercito riesce abbastanza, con la Marina e l'Aeronautica riesce meno. Perché? Perché, come dicevo prima, i capi di Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica sono anche sottosegretari della Marina e dell'Aeronautica. Quindi torniamo sempre al solito discorso. È come quando lui era sottosegretario. Quando lui era sottosegretario si aspettava che il capo di Stato Maggiore il capo di Stato Generale gli facesse il saluto, quindi si ribalta questa cosa. Quindi se riesce con l'Esercito a annichilire qualsiasi concorrenza con l'Esercito, con la Marina e l'Aeronautica
ci riesce e non ci riesce, quindi sarà un suo cruccio perché dovrà anche lì sudare 7 camicie. Detto questo, lui quindi inizia questa sua nuova ennesima attività di comando, dovendo gestire 3 fronti, perché c'è il fronte della Libia, che ovviamente sì, nel frattempo è arrivato Rommel, è arrivata l'Africa Corps, ma va gestito. Il fronte dei Balcani, perché i Balcani non sono pacificati, ci sono le formazioni resistenti, la guerriglia dei comunisti, dei nazionalisti. C'è da gestire la coabitazione con i croati, la situazione pure lì molto difficile in Croazia, quindi in Dalmazia, quindi è un problema. E poi sappiamo come nell'estate del 1941 inizia il fronte russo. Quindi Cavallero si trova con queste 3 situazioni particolarmente difficili. Come le gestisce? Allora, il suo principale obiettivo è quello del Mediterraneo, la Libia. La Libia è la priorità, anche perché chiusa la partita con la Grecia, gli scopi di Mussolini sono quelli di battere la Gran Bretagna, perché secondo Mussolini la Gran Bretagna è sempre l'anello debole della catena e prima o poi si arrenderà. Se si arrende la Gran Bretagna, la guerra è vinta. I tedeschi ve la pensano esattamente al contrario, per loro la guerra si vince contro la Russia, però sono opinioni ovviamente. E Cavallero si trova sempre nella necessità di dover mediare, perché nel Mediterraneo c'ha un osso duro come Rommel, che diciamo è una mina vagante, nel senso gli viene, ciao Mike, gli viene attribuita una grande capacità tattica, ma a livello strategico lasciava un po' a desiderare, oltre al fatto che faceva tendenzialmente come gli pareva e riteneva di prendere ordini solo da Berlino, quindi Cavallero o Bastico, che era il comandante della Libia, comandante militare delle forze armate congiunte italo-tedesche in Libia, Rommel non gli interessava, verso Bastico aveva dei giudizi poco lusinghieri che non stiamo qui a ripetere, e quindi Cavallero cerca di trovare una sponda in Kesselring, anche lui particolarmente, qui nella foto, anche lui particolarmente poco disponibile ad assecondare le impertinenze di Rommel, tant'è che appunto Kesselring e Rommel si ritroveranno anche nel 1943 nella gestione, inizialmente nella gestione della campagna d'Italia, no? Quindi diciamo che sono 2 personaggi che non è che andassero d'accordo, però Cavallero capisce che deve fare un gioco di sponda, deve trovare in Kesselring un alleato in tutti i sensi per poter avere quel sostegno necessario e sufficiente dalla Germania per poter battere gli inglesi, ma senza perdere la faccia, perché poi questo è il problema, perché nei Balcani si è perso la faccia. In Francia nel 40 si è persa la faccia, perché la Francia è stata battuta dai tedeschi, non dagli italiani. La Grecia e la Jugoslavia sono state battute dai tedeschi, non dagli italiani. Quindi la necessità per Cavallero è quella di cercare di arrivare possibilmente ad Alessandria, ma spartendosi il merito. Quindi questo è un elemento che premeva molto a Cavallero. Perché? Perché aveva come referenza dover rispondere a Mussolini. Quindi è tutto un gioco di incastri. Cavallero è il l'ago della bilancia, è colui che sa effettivamente quali sono i pesi e contrappesi, e soprattutto riesce a gestire una situazione difficilissima, con carenze logistiche, carenze industriali, no? Sappiamo bene come la, 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 la anche con carenze programmatiche, no? Il fatto la mancata presa di Malta, no? La mancata presa di Malta, che sarà un cruccio per Cavallero. Cavallero in molti momenti è colui che è il fautore, ci crede, solo che per 1000 motivi non si fa. Una volta perché non ci sono la preparazione, una volta perché Rommel ha preso per la tangente e vuole arrivare a della Lamein per forza. Quindi una serie di situazioni molto difficili. Poi non dobbiamo mai dimenticare che la flotta della Luftwaffe, dell'aeronautica tedesca in Sicilia, era particolarmente robusta nei mesi invernali, quando non poteva stare in Russia.
nei mesi estivi tornava in Russia, e quindi paradossalmente i mesi estivi autunnali erano sempre più favorevoli ai britannici. Se voi vedete la situazione a fisarmonica della campagna in Nord Africa, vediamo come inverno-primavera arride all'asse, estate-autunno arride agli inglesi, ai britannici. Quindi è interessante come tra appunto tra la fine del 41 e la fine del 42 questa è la situazione in cui appunto le avanzate, appunto vediamo come nel 41 Rommel ha il suo vantaggio tra febbraio e giugno, e poi dopo c'è il contrattacco britannico, stessa cosa nel periodo invernale primaverile c'è il contrattacco tedesco, italo-tedesco. Detto questo, quindi Cavallero si trova in questa situazione di tira e molla, con una situazione che alla fine del 42 è totalmente ingestibile perché la terza battaglia di El Alamein, quella del 23 ottobre del 1942, che anticipa di poco l'operazione Torch, lo sbarco nel Maghreb degli americani, e questo comporta per Cavallero l'incapacità di poter reggere ancora molto la sua permanenza al comando supremo. Mussolini ritiene via sempre di più che deve trovare un capro espiatorio, ovviamente, per questa situazione. E all'interno di questa situazione si colloca la presunta congiura con Farinacci. Alla fine del 1942 Mussolini ha un periodo di forte di malattia, non sta bene, non riesce perfettamente a gestire la situazione, e quindi in alcuni circoli sia monarchici sia diciamo di filo tedeschi, chiamiamoli così, si cerca una via di uscita, che è quello che sarà poi realizzato l'anno dopo, no? Nel 43, si cerca un trapasso, visto che Mussolini non ha la capacità di avere perfettamente in pugno la situazione per alcune settimane. Tra queste ipotesi c'è una presunta congiura di Cavallero con Farinacci. In realtà questa non si capisce bene se era un'ipotesi o sarebbe potuta essere realtà. In realtà rimane molto nell'ambito delle congetture, però sarà una presunta congiura che poi sarà fatale a Cavallero, quindi il fatto che se ne parli è importante, non tanto perché potesse essere realizzata o meno, ma quanto perché poi sarà fatale per Cavallero l'anno dopo. Quindi questa situazione, sempre in via di peggioramento, comporta ai primi gennaio, fine gennaio del 1943, la sostituzione con Ambrosio. Quindi Ambrosio, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito, diviene capo di Stato Maggiore generale al posto di Cavallero, e Cavallero perde qualsiasi dei suoi incarichi. Inizia all'inizio della fine, con il febbraio del 43, Cavallero non ha più nessun appoggio, non è più appoggiato da nessuno, e la situazione arriverà drammatica quando salirà al potere il suo acerrimo nemico. Il suo acerrimo nemico è sempre Badoglio. È una ruggine che dura da più di 20 anni. Diciamo, si erano conosciuti al Comando Supremo all'epoca di Diaz nel 17, 18, e non si erano mai sopportati. E non si erano mai sopportati anche con azioni scorrette e azioni veramente molto, molto, come quelle che abbiamo visto, molto, molto perfide. Quindi vediamo la slide successiva e vediamo come tra il luglio e il settembre del 1943 Cavallero subisce ben 2 arresti. Il primo arresto intercede il re, che lo fa liberare, ma poi alla fine viene arrestato di nuovo. Perché? Viene arrestato perché Badoglio teme che possa fare combutta
con i fascisti, con quelli che ancora sono fascisti, tra cui appunto in realtà Farinacci è scappato, è andato in Germania, però diciamo che c'è ancora un circolo, un retroterra velleitario, cioè non è così, ma il semplice fatto che Badoglio lo possa temere è un motivo buono per far arrestare Cavallero, non fosse altro per vendicarsi, e quindi in un interrogatorio Cavallero confessa in maniera estorta, forse confessa molto più di quello che in realtà aveva fatto. Confessa appunto di questa congiura che era prevista nel contro Mussolini nel dicembre del 1942. E Nella quindi quale, nella quale oltretutto, se non ricordo male, afferma che sì, sì, ci sarebbe comunque stato Badoglio come sostituto e capo sì, del governo. sì, nel senso, ma sai, il discorso è Badoglio e Carboni, perché poi dobbiamo anche fare i nomi, cioè, colui che lo interroga è Carboni, che all'epoca era tornato come capo del SIM, del Servizio Informazioni Militare, nonché comandante del corpo motocorazzato di Roma, nonché comandante della difesa di Roma, e vedremo come svolgerà molto bene questi 3 incarichi l'8 settembre, no? Ovviamente è ironico. Ma riesce molto bene a estorcere qualsiasi cosa nei confronti di Cavallero. E soprattutto la cosa più subdola, non solo che estorcono queste confessioni a Cavallero, ma Badoglio lascia questo memoriale bello in evidenza sulla sua scrivania prima di scappare per il sud. Ovviamente quando arrivano i tedeschi, che liberano Cavallero, perché sta dalla parte loro, almeno idealmente, no? O quantomeno, essendo prigioniero di Badoglio, implicitamente il nemico del mio nemico è mio amico, quindi diciamo, anche per la vecchia amicizia che c'è con Kesselring, perché lì il comandante dell'Italia è Kesselring, quindi diciamo che riaffiora la vecchia amicizia che c'era tra i due. Il problema è che di fronte a Cavallero si profila una scelta molto drammatica. Di fronte a questo sospetto della veridicità del memoriale, l'alternativa a fare una brutta fine, che può significare tutto, un internamento, non ci sono delle ipotesi. L'alternativa è o aderisce alla Repubblica Sociale Italiana facendo il comandante della Repubblica Sociale Italiana, cioè ti restituiamo il comando supremo, ma della Repubblica Sociale Italiana, oppure vedi un po' te, nel senso questa è non è che ci sono tante ipotesi. E Cavallero in quella circostanza, turbato, probabilmente scosso, incapace di poter fare una scelta razionale, ha fatto scelte razionali in tutta la sua vita. In quel momento non riesce a fare una scelta razionale e fa una scelta di pancia. La scelta di pancia è quella: io sono fedele al re. Quindi si racconta, adesso non so quanto sia effettivamente vero o meno, ma si racconta che durante un brindisi egli involontariamente dice alla salute del re. Capite bene che Sì, no, perché praticamente quando dalla parte tedesca, in questo famoso brindisi, brindavano al nuovo capo sì. dell'esercito, lui rispose: io brindo alla salute del re. Sì, ma diciamo, si presume che sia stata anche una gaffe, nel senso sia una gaffe, una cosa involontaria. Diciamo, si ritiene che non fosse, diciamo, razionalmente, uhm, diciamo, non l'abbia detto diciamo, cognizione di causa, nel senso che gli è uscito così, immagino, non lo so, poi bisognerebbe entrare nella testa di Cavallero, nessuno ci entra, però diciamo che questa situazione, diciamo, indipendentemente dalle varie spiegazioni, dalle varie versioni che possiamo avere di questo fatto, egli in quel momento non era nella condizione di poter accettare una cosa del genere. E quindi E quindi nella testa di l'esito Cavallero ci sono entrati, ma per altri modi, diciamo esatto, così, e quindi ci troviamo probabilmente. con il 13 settembre
in cui viene trovato morto a Frascati con un colpo di pistola nella tempia sinistra. Quindi si Destra. è scusate, destra. Si è fatta della congettura sul fatto che egli fosse mancino, in realtà egli era ambidestro, quindi diciamo che allora, io su questo tema mi sono soffermato molte volte e ritengo onestamente, per quel che io ho potuto studiare, che è assolutamente indifferente se si è suicidato o lo hanno ucciso. Secondo me l'esito è esattamente lo stesso. Cioè è un po' come Rommel, no? Permettetemi il paragone. Rommel si è suicidato di fronte a una situazione, ma potevano anche ucciderlo e tanto la sostanza era sempre la stessa. Quindi non è importante se si è auto-ucciso, si è suicidato o è stato ucciso. Il punto è che tanto lui non poteva sopravvivere a una situazione del genere. Quindi cambia poco se il grilletto è stato tirato da lui, da lui o da qualcun altro. Quindi, diciamo, questa è la mia opinione sul fatto che si chiude una vita giocata sempre sul filo del rasoio, giocata sempre sulla estrema razionalità delle proprie scelte, delle opportunità che egli ha saputo cogliere, perché indubbiamente ha costruito una carriera invidiabile e infatti era invidiato a tal punto da volerlo distruggere. Però appunto ci lascia con una situazione drammatica sotto ogni punto di vista. E la cosa più paradossale, poi ancora più paradossale, è che lui ci lascia un diario che appunto io ho ampiamente ho dedicato molti video, continuo a dedicare video a questo diario che spazia tra il dicembre del 40 e il gennaio del 43, in cui descrive in maniera molto lucida anche la situazione drammatica che egli, quindi senza su alcune cose omette moltissimo, ma probabilmente perché questo diario, come anche un po' il diario di Ciano, doveva essere una risposta a eventuali richieste di rendere conto a Mussolini. Detto questo, la morte di Cavallero produce un elemento secondo me ancora più importante, che diventa uno dei capri espiatori di tutti quelli che sopravvivono, perché tutti i vari Roatta, tutti i vari Badoglio, che sopravvivono alla guerra e scrivono delle memorie, eh, notate bene, se voi leggete tutti questi libri, i principali accusati sono gente morta, Mussolini, Ciano e Cavallero, gente che non si può difendere. Per carità, avevano delle responsabilità immense, non sto dicendo che non ne avevano, però voi leggete questi libri di questi generi. Sì, per carità, Roatta accusa Badoglio, Badoglio accusa Roatta, sì, ok, ma se voi cercate le maggiori responsabilità sono quasi tutte indirizzate verso i morti, e i morti sono Mussolini, Ciano e Cavallero, e Cavallero sta sempre in questo in cui appunto Cavallero è quello che trescava con i tedeschi, Cavallero è quello che rubava, Cavallero era quello che era ambizioso, che era tutto vero, per carità, non è che non avesse fatto anche queste cose, magari in gradazioni diverse, perché ci sono delle circostanze che vengono dettagliate, appunto la commissione di Cavagnari, ecco dicevo, Cavagnari trova delle irregolarità e putacaso poi nel 40 Cavagnari viene esonerato dallo Stato Maggiore della Marina e da sottosegretario. Per carità, ci stava da 7 anni, quindi probabilmente sarebbe stato estromesso ugualmente, però putacaso viene estromesso quando arriva Cavallero, così. Queste estromissioni un po' a orologeria, quando arriva uno il suo peggior nemico scompare e finisce la sua vita militare. Allora, due cose, Giovanni. Sì, La prima, partiamo dalla fine, nel senso che dove era stato imprigionato Cavallero in due posti, avevi detto, non li sì, abbiamo menzionati. Il primo era di fatto Palazzo Madama, se non ricordo male, sì, e il secondo Forte Boccea, da dove Forte poi Boccea. insomma Viene liberato presero. te, sì,
Esatto, Sì, preso parte poi successivamente, sì. gli eventi, posteriori. C'è una cosa che forse abbiamo dimenticato e io l'avevo Ah, menzionata un sì, po' sì, così, sì, cioè sì, sì. come diventa Sì, maresciallo nel sì, sì. 42 Sì, sì, il mi cavallero. ero ripromesso di dirlo perché non l'ho scritto. No, questa è un elemento importante. Allora, hai fatto bene a ricordarmelo. Tra le varie promozioni anche lui ottiene il grado di maresciallo d'Italia e lo ottiene ai primi di luglio del 1942. Tra l'altro ne parlerò fra poche settimane, appunto, visto che sto esaminando nel mio canale il Diario di Cavallero proprio del giugno del 42 e fra poco arriveremo anche alla sua promozione. E ci troviamo in un momento particolare perché Rommel sta avanzando in maniera anche superiore alle aspettative. Ha ripreso la Cirenaica e è entrato in territorio egiziano. E quindi, ottenuti questi successi, il Führer non può che promuovere anche lui feldmaresciallo. Ha promosso feldmarescialli, anche perché c'è anche Kesselring che è feldmaresciallo, quindi si creano dei contrasti interni nelle invidie, nei ruoli. E il punto è che fino a quel momento Rommel, che era un sottoposto sia di Bastico, perché Bastico, ricordiamolo, era il comandante delle truppe in Nord Africa, Cavallero, che è il capo del Stato Maggiore Generale, sono solo generali d'armata e si troverebbero in ancora più profonda difficoltà perché già Rommel non li considera, non accetta nessun tipo di vincolo che non sia accettato da Berlino. Come abbiamo detto, Rommel accetta ordini solo da Berlino, quindi a lui non interessa se un ordine glielo dà Bastico o se glielo dà Cavallero. Se quello stesso ordine non è approvato da Berlino, lui non lo esegue. Lui segue solo quello che dice lui e quello che dice Berlino. Quindi di fronte a questa situazione in cui si trova nel paradosso che lo stesso Rommel ha un grado superiore a Cavallero e a Bastico, si trova nella situazione in cui Mussolini è sostanzialmente costretto a promuovere anche Bastico e anche Cavallero a marescialli d'Italia. E infatti c'è una frase di Ciano di quei giorni in cui dice sostanzialmente hanno promosso anche loro marescialli d'Italia, fra poco Mussolini promuoverà anche il suo cameriere, nel senso che ormai le promozioni vengono date così in base alle occasioni, alle opportunità politiche, quindi è un elemento molto particolare. Tra l'altro c'è anche un'altra bellissima citazione di Ciano, questa è stupenda, quando parlava di Cavallero che era a dover gestire i rapporti tra Rommel e Kesselring e dice Cavallero è come Cristo fra i ladroni. Nel senso, questa è un'altra frase che io adoro perché veramente Ciano c'aveva mille difetti pure lui, ma c'aveva un sarcasmo di poter veramente con una frase silenziare qualsiasi tipo di commento. E questo è effettivamente Cavallero in quei periodi era come Cristo fra i ladroni, in cui doveva gestire tanti rapporti e doveva gestire anche i rapporti tra i due tedeschi, tra Kesselring e Rommel, che non si potevano sopportare, nonostante appunto Kesselring fosse superiore funzionale anche di grado, almeno nel primo periodo, nei confronti di Rommel. Quindi questo è molto interessante nella gestione di un reticolo di rapporti anche tra gli stessi alleati italo-tedeschi, intendo. Anche Amedeo di Savoia ritenne insomma che fosse un po' uno scandalo questo suo promozione al maresciallato. Comunque, insomma, a prescindere dai vari sommovimenti interni, c'è una domanda che ci fanno ed è la seguente: cioè, secondo voi chi è stato il più capace dei capi Stato Maggiore generale
del Littorio? È una domanda a cui insomma è un po' difficile anche rispondere, No, perché è facile, è facile. per Messi. me, anche per me sarebbe Messe, però c'è talmente tanto i giochi di equilibri da una parte e dall'altra, cioè, se volessimo porlo come delle statistiche però, e li ponessimo come personaggi di un videogioco, ogni singolo maresciallo, cosa che hanno fatto tra parentesi, in vari giochi anche di strategia e quant'altro, non è così semplice Guarda, perché... Cavallero, allora ti dico, Cavallero se ne può parlare male fino a domani, e non sono certo io che devo fare il difensore d'ufficio di Cavallero, Mhm. però effettivamente Cavallero sapeva fare il suo lavoro. Cioè, della serie, uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Cavallero regge sulle sue spalle la guerra, una guerra sbagliata, una guerra gestita, cioè gestita a livello politico, intendo, no? In maniera proprio maldestra sotto ogni punto di vista. Si trova lui che comunque cioè non ha partecipato alla riunione del 15 ottobre del 40, no? Nella riunione del 15 ottobre del 40 a Palazzo Venezia ci stanno tutti, tranne Graziani, e tutti ascoltano Mussolini, e quando Mussolini dice sì, ma attacchiamo la Grecia con 9 divisioni, sì, sì, dicono tutti sì, cioè nessuno si prende coraggio e dice a Mussolini no, io mi dimetto perché è una cosa che non si può fare. Qui lo stesso Badoglio che poi dopo un mese andrà a sparlare con Kaidel, eccetera. Quindi possiamo dire che in quello Cavallero è innocente perché lui non partecipa alla decisione di attaccare la Grecia, si trova in ballo nella gestione della campagna di Grecia, riesce comunque a resistere, a gestire la situazione difensiva. Lui comunque vince la campagna difensiva, che non è cosa da poco. La campagna difensiva sul fronte greco-albanese tra il dicembre e l'aprile del marzo del 1900, tra il dicembre del 40 e il marzo del 41, comunque la gestisce. E la gestisce bene sotto quel punto di vista, sotto quello che gli viene chiesto. Quindi ti dico, Cavallero al netto dell'elemento morale, perché ovviamente non c'è morale, non c'è un comportamento di onestà intellettuale, non è onesto intellettualmente, è uno che si sarebbe venduta la madre o la figlia per delle attività di varia natura. Però sotto l'aspetto di capacità si alza le mani, nel senso che era uno che la guerra la sapeva fare, perché aveva imparato da Cadorna. Questo Certo. bisogna dirlo. È uno che la guerra sapeva farla. È come Eisenhower, no? Eisenhower perché è importante la seconda guerra mondiale? Non perché fosse un tattico. Eisenhower non ha mai comandato nulla al di sopra di un battaglione, ma Eisenhower era un manager, era un imprenditore, era un organizzatore. Ecco, per certi aspetti io paragonerei, ovviamente con tutte le debite differenze, stiamo confrontando le pere con le mele, però confrontando le pere con le mele posso dire che Cavallero era sicuramente il più preparato in quel ruolo, perché Certo. aveva una capacità non solo relazionale di saper gestire delle situazioni immense, cioè, Sì, Badoglio l'adattamento di cui parlavamo, esatto, insomma, Badoglio all'inizio. con i tedeschi non ha mai saputo, in quei 6 mesi o nel periodo precedente alla guerra, non ha mai saputo gestire una relazione. Andava sempre allo scontro o semplicemente con un atteggiamento di supponenza. Cavallero, faceva magari la figura del fesso in alcune circostanze, però a casa il risultato lo portava. Mh-mh. Sì, io sono sempre molto dubbioso perché, forse anche da non esperto, della materia come te Giovanni, però, mi trovo sempre a dire di pancia sempre Messe, specialmente da un punto di vista militare. Però, c'è sempre questo gioco di equilibri e di, sia militari che politici, che sociali, che anche di amicizie, che comunque va considerato per ogni singola personalità. Alcuni ovviamente fanno dei disastri impressionanti, altri, come ad esempio magari Cavallero, su tutti, su certe cose, su certi ambiti effettivamente sapeva fare, come hai detto, il suo lavoro. Detto questo, allora, io ovviamente ringrazio Giovanni, ringrazio voi che ci avete seguito, iscrivetevi al suo canale, di nuovo
perché dobbiamo fare sempre il momento marchetta per Giovanni. La lascio fare a te, se no sembra troppo Mi spregiudicata. raccomando, I Gennai di Mussolini di Giovanni Cecini, questa è la nuova edizione per la Newton Compton, quindi compratelo, leggetevelo. E fun fact, ho scoperto, ma credo che tu lo sappia Giovanni, che il tuo libro è menzionato proprio nella voce di Cavallero su Wikipedia all'interno della bibliografia. Non so se lo sapevi. No, però mi fa Ora lo piacere. sai, ora lo sai, quindi potete fidarvi se andate a leggere su Wikipedia, diciamo, nella bibliografia c'è anche Giovanni, quindi potete Grazie. fidarvi ciecamente di quello che Beh, c'è ciecamente, scritto. io porto gli occhiali, quindi Magari non troppo ciecamente perché appunto Giovanni. esa Detto questo, allora io adesso vi rimando a una nuova live che non sarà per la prossima settimana, ma quella dopo ancora. Eh, Tra 2 settimane ci saranno in realtà 2 live, dato che vedo che stanno un attimo chiedendo anche allo stesso Marco Bognardi. Ebbene, avremo 2 live, la prima con Giovanni Cerino Badone e si parlerà il giorno 25 di giugno della guerra di successione spagnola, argomento insomma non così tanto trattato su YouTube Italia, per poi invece passare 4 giorni dopo, al 28 di giugno, con Marco Bognardi a parlare di guerra di secessione americana, però ovviamente sempre da un punto di vista molto tattico e tecnico. Quindi per favore state connessi. Mi dispiace per la lentezza a volte di queste live, ma è un mese veramente devastante, specialmente per gli esami di maturità a cui io devo insomma presenziare, e quindi insomma vi ringraziamo, vi Cioè ringrazio voi. devastante, nel senso vedete, c'ha 19 anni, vedi, sta facendo l'esame di maturità. Io Credi. darei almeno il doppio, no, vedete, è invecchiato precocemente, vedete, Sì, c'ho l'esame già di maturità. praticamente, è Eh, come se eh. avessi 3 mutui sulle spalle già. Esatto. No, comunque, a parte gli scherzi, vi chiedo insomma di pazientare perché purtroppo insomma i periodi a volte sono abbastanza frenetici. Detto questo, io ringrazio ovviamente voi, ringrazio te Giovanni, mi raccomando andatelo a seguire, specialmente su Cavallero ha fatto un sacco di approfondimenti, quindi seguiteli tutti. Avrai fatto immagino anche una playlist a riguardo. Come no, c'è una playlist Quindi, su Cavallero in cui è aggiornata. Io sto praticamente leggendo il diario di Cavallero, quindi uh-huh. ho iniziato con El Alamein, quindi dall'ottobre del 42 e ho finito poi col 43, però poi mi hanno chiesto, no, ma leggici pure dall'inizio, quindi ho ricominciato dall'inizio e adesso mi manca praticamente giugno, ottobre 42, quindi infatti quando le sto facendo in progressione a ottobre finirò, mi dovrò inventare qualche altra cosa, però diciamo che proprio Allora, fra pochi giorni ci sarà la promozione di Cavallero, quindi fantastico, benissimo. Allora, io però volevo farvi un ulteriore annuncio perché ne stavamo parlando io e Giovanni, avevamo pensato insomma a questo ciclo di 6 puntate, siamo arrivati alla quarta, ormai finita. Il prossimo sarà Ambrosio, immagino, il prossimo mese, e poi si arriverà ovviamente a Messe per diciamo concludere, e sarete tutti insomma immagino in trepidazione perché insomma Messe è diciamo questa figura estremamente importante nel panorama militare dell'epoca. Ora, pensavamo diciamo a delle puntate jolly, magari anche con altri ospiti insieme a te Giovanni, per parlare anche di altre personalità interne al ramo che non sarebbe, cioè, che sarebbe interessante anche trattare a volte perché sono un po' meme da certi punti di vista, come ad esempio Soddu, o Pariani per dirne uno, perché e su questo magari, non so, potremmo richiamare anche lo stesso Alessandro Giorgi che ha scoperto anche dei diari proprio di Pariani, e sarebbe interessante, ecco, insomma, anche questo confronto tra volentieri, voi due, volentieri. e magari la organizziamo. Vediamo un attimo, però intanto volevo anticiparvi la cosa. Detto questo, io vi saluto, grazie Giovanni, grazie a tutti voi, ci rivediamo tra 2 settimane, una prossima live, ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti, buonasera.